19 ettari di vigneti intorno a una villa veneta del Seicento che fu dei veneziani Dolfin e dal 1914 degli asiaghesi Dal Martello. L'economia che circonda il vicino castello del Cataio è anche questa: viticoltura in area DOC Colli Euganei con numero contenuto di produzione di bottiglie. Un contesto architettonico e agricolo che avrebbe mal sopportato un centro commerciale. I Dal Martello tirano un sospiro di sollievo, ma con prudenza, almeno fino a quando anche il comune di Due Carrare non ratificherà il provvedimento della soprintendenza. I comuni di Battaglia Terme e Montegrotto Terme si stanno attivando, perché non fare una cosa insieme? Secondo me si risparmiano anche forse delle forze, perciò farlo insieme probabilmente sarà anche più semplice. Stanno arrivando in questi giorni le raccomandate della soprintendenza ai proprietari di immobili che rientrano nell'area del vincolo. Come dire, lo Stato il suo lo sta facendo, gli enti locali vanno più lenti, forse per una burocrazia molto complessa. La proprietà Dal Martello è poco al di fuori del confine sud dell'area del progetto del centro commerciale, una realtà ritenuta anche da loro inutile e erosiva di un territorio unico. Siamo in equilibrio tra paesaggio e bene architettonico, bene storico. Questo tra l'altro avviene anche nei nostri dintorni, perché l'area commerciale stessa è attualmente ancora agricola. Abbiamo anche a poche centinaia di metri il Castello del Cataio, che è inserito in un contesto, una sorta di anfiteatro naturale, che è quello dei Colli Euganei, quindi una struttura probabilmente tra le più grandi, si dice, del Veneto di questo tipo avrebbe completamente sconvolto quest'area.